Allora, eccoci rientrati in studio, TV7 Match, ma la nostra rubrica Memento. In questa rubrica, come ricorderete, noi vi riproponiamo, vi aggiorniamo su quelli che sono i temi che abbiamo già affrontato magari in altre trasmissioni. Quest'oggi ritorniamo in apertura sulla questione delle banche e dei risparmiatori truffati, e lo facciamo con l'ospite che vi presento, che è Franco Conte. Buonasera Conte, lei è presidente del Codacons del Veneto. Certo. Ecco, Ermanno, la settimana scorsa, anche quella precedente, abbiamo parlato dei risparmiatori truffati. C'è attesa per una risposta politica che tarda ad arrivare. Beh, il ritardo è normale nella nostra organizzazione dello Stato. Quello che si preme è arrivare comunque a una conclusione in tempi abbastanza accettabili. Siamo già fuori tempo massimo, però ci sono state delle proposte nel governo precedente, ci sono delle proposte attualmente, ci sono dei gruppi che sono rappresentativi dei creditori di queste banche che sono stati truffati in maniera oscena, e quindi necessita che ci siano delle risposte chiare, e in questo senso abbiamo fatto nella trasmissione precedente un testa a testa tra due rappresentanti di due gruppi diversi. Oggi abbiamo un altro rappresentante che è appunto Franco Conte mette che praticamente ci spiegherà meglio cos'è il fondo di ristoro di queste banche, cioè come eventualmente i creditori potranno essere in parte o totalmente o parzialmente risarciti di quello che hanno perso. Ecco, in questo senso ci vuole spiegare in che cosa consiste questa operazione, che peraltro è stata negata, messa in maniera negativa dal signor Ugone. Sì, vale la pena ricordare come nasce questa legge, perché è lì che c'è tutto, il busillis. Il 25 giugno dell'anno scorso, quindi praticamente un anno fa, quel decreto con il quale vennero messe in liquidazione coatta amministrativa le due banche fu una tragedia, cioè un atto incredibile, cambiò il mondo, perché fino al 24 giugno la strategia di difesa dei risparmiatori era questa: abbiamo un soggetto, la banca, capiente, cioè in grado di onorare i debiti, e quindi noi facciamo la causa avendo un buon diritto per avere riconosciuto dal giudice questo, e molti sospettano che il decreto sia arrivato proprio perché cominciano ad arrivare le sentenze positive. E quindi la possibilità di avere giustizia e risarcimento secondo i canali usuali, quelli che abbiamo usato per Parmalat, per i bond argentini, eccetera, veniva di fatto bloccata e azzerato ogni prospettiva. In quella sede ci piombammo a Roma, le associazioni dinamiche, attive, un po' tutti, preoccupati, perché quel decreto nasceva da una diagnosi fatta dal governo, criticabile o non criticabile, che le banche, se non venivano messe sotto tutela di un istituto capace di assorbirle e gestirle, avrebbero creato una tragedia non solo a livello, ma tutto il paese, nazionale. È una valutazione, uno la può condividere, non condivide, è una valutazione. Quel decreto salvò i risparmiatori colentisti, anche quelli oltre i 100.000 euro, salvò i 10.000 posti di lavoro, salvò 2 milioni di conti correnti, perché quando fallisce una banca i conti correnti sono azzerati, salvò 1 milione di carte di credito, perché quando fallisce una banca tu non vai più al bancomat, quindi, però dimenticò i risparmiatori. Su quella dimenticanza, che nasceva dal persistere a quella data di un'idea che non avevamo ancora demolito, che chi aveva investito nelle azioni di queste due banche fosse un azionista come gli altri, e quindi faceva alla fine tutti gli azionisti: il titolo sale, il titolo scende, se guadagni il guadagno è tuo, se perdi la perdita è tua. Invece noi avevamo avvertito, meno noi ma tanti altri, insomma, nei colloqui con decine di migliaia di persone,
che si era trattato di una situazione, diciamo così, di un crimine ambientale, cioè di una situazione diffusa, di massa. E devo dire che non siamo riusciti a rappresentarlo in maniera adeguata, se non quando finalmente i magistrati hanno cominciato a fare i rinvii a giudizio e quella maltrattata, bistrattata commissione d'inchiesta con a capo un Fossi della Prima Repubblica, eccetera, eccetera, ha fatto comunque emergere questi famosi contrasti tra Banca d'Italia e Consob, questa inadeguatezza dei controlli e tutto un sistema, diciamo così, mafioso di gestire la vendita di queste azioni, per cui sulla forza di questi elementi che hanno dato finalmente sostegno alle nostre grida di dolore, si è arrivati a chiedere in quella sede lì almeno che il Parlamento si impegnasse a fare una norma di tutela, perché in sede di decreto l'opposizione votò massicciamente contro, non condividendo i presupposti. La maggioranza, prigioniera del voto di fiducia, fece l'impegno con degli ordini del giorno comunque votati da tutti. Ecco, comincia qui un fatto importante. Quindi, però il risultato qual è stato? Il risultato di questa convergenza di tutti portò a dicembre, in sede di legge di bilancio, a questi 5 comi, i quali individuano il diritto al risarcimento del risparmiatore e dicono esattamente, perché è una legge molto semplice, e dice nel Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo di ristoro finanziario. La parola ristoro sta perché non può parlarsi di risarcimento, perché il fondo prescinde dal colpevole. Cioè io do un risarcimento quando tu mi hai recato un danno, ho dimostrato che tu mi hai recato un danno e allora tu mi risarcisci. Qua invece siamo di fronte al fatto che c'è stato un terremoto, la casa è caduta, cioè il risparmio è sparito, quindi io ho il fatto che interpella ad promine, no? Cioè il dato oggettivo che c'è stato un terremoto e quindi io intanto vado risarcito. Poi chi ha provocato il terremoto è un'altra storia. Per esempio questo è un dato importante perché aiuta a capire che è un intervento che vuole semplificare l'erogazione dei soldi, non affondarli in un lungo processo. Infatti nel primo emendamento, in quelle serie lì alla Camera, al Senato, era venuto fuori l'addizione potrà essere ristorato, usiamo questo termine, o dopo una sentenza passata in giudicato, e riprendeva questo il testo di quanto era stato fatto per Parmalat Bonargentini, cioè chi con una sentenza passata in giudicato non trova nessuno che gliela paga va al fondo. Ma noi abbiamo sostenuto in quel passaggio che non potevamo permetterci questo lusso, anche perché erano messe in situazione le banche, per cui venne abolito la sentenza passata in giudicato ed è rimasta soltanto sentenza, quindi tecnicamente anche di primo grado. Ma soprattutto si aggiunse, perché era stato tolto un arbitro, ci è stato ridato non tanto un arbitro ma quanto un ufficio di istruzione presso l'associazione anticorruzione, che non deve decidere tra la banca e il risparmiatore chi ha torto che ragione, deve semplicemente vedere tu hai avuto il danno, non c'è interlocutore della banca, dimostra che hai avuto il danno e viene rimborsato. E qui è nato il rimborso di quanto no, ma il rimborso, e questa è la cosa interessante, il rimborso non ci sono limiti nella legge e nessuno li può mettere, neanche il regolamento. Cioè se venisse fuori un regolamento da mettere lì fino a 80.000 euro è scorretto, cioè la norma regolamentare che noi sollecitiamo per rendere operativo il fondo, la norma di legge non prevede un limite quantitativo. No, individuale o collettivo? No, nemmeno, no. La norma di legge dice, qui è un passaggio importante e per quello gradisco questa opportunità. La legge stabilisce 25 milioni e dice ognuno fa le domande, uno avanza 1 milione o uno per i Borgi avanza 25 milioni, fa la domanda per primo, dimostra che il danno è ingiusto, li piglia e li porta a casa, tutti gli altri non prendono niente, perché il fondo è stato assorbito dalla prima domanda. Su questo alcuni personaggi, vedi, io li considero in buona fede, però l'incompetenza, mentre la buona fede non ti fa andare all'inferno, l'incompetenza fa andare all'inferno quelli che ti seguono, cioè sì. Vabbè, o i furbi. No, per cui gli dico, la cosa importante su questa domanda che sottolineate è che non c'è nella legge scritto
fino a 80.000, come esempio, fino a 100.000 euro i conti correnti sono garantiti, non c'è, e quindi non può il regolamento porre un limite. Certo. Qual è la cosa importante? Che siccome c'è un principio cronologico, le domande verranno evase da come vengono presentate. Quindi ci sarà un e quindi, allora chi prima arriva me lo alloggia. Ma la domanda che pongo a lei, uomo di grande esperienza, e a chi ascolta è: se cominciamo a risarcire i primi 10, gli altri 90 potranno restare a bocca asciutta? Cioè il problema è che la legge prevede che questo fondo... C'è un tagliacarne col sistema di ridistribuzione? No, di questo perché fondo? se togliessimo, molti lo chiedono, sì, e li chiamo incompetenti, lo chiedono dicendo perché il cronologico premia chi più è lesto, chi è più furbo, chi è più raccomandato. No, perché il cronologico inchioda il fatto che io devo avere titolo al risarcimento globale, perché se io invece fisso, tolgo il cronologico e metto un plafond, poi arrivano domande per 200 o solo 100, darò il 50% a ciascuno, faccio un riparto, faccio esatto. E invece se io non imbecco il legislatore con il cronologico, se io tolgo il cronologico mi faccio male da solo, perché induco... Ma quindi non lo capisco. Prego. Allora, vale riparto? Non c'è riparto, la legge non prevede il riparto. Quindi la legge prevede che tutti saranno rimborsati? 100 milioni in 4 anni. Allora, i primi che arrivano prendono 25 milioni, i secondi in teoria, i secondi 25 milioni, fino al 2021 e finiscono i soldi. Però la legge prevede un... No, però non tanto la legge prevede una fonte di approvvigionamento interessante, che sono i famosi fondi dormienti. Sì, cioè, scusi, però la legge è uguale per tutti, sì, no? Allora, se uno è organizzato, arriva per primo, fa tutto. Se la signora, la classica signora Maria, certo, che non sa come girarsi, ora che si organizza... Cioè, ma questo è scontato. Viene tagliata fuori. Sì, ma il problema è questo. C'è un impegno... no, mi scusi, la signora Maria sarà tagliata fuori o no? È tagliata fuori dai 100 milioni, ma rientra... No, lasci stare. Sì, allora, è tagliata fuori. Cioè, non c'è un'equa ridistribuzione delle... Perché? No, ma perché la logica è che vendono... La logica di questa legge è che... Mi scusi, prego, nella democrazia la logica è un'altra. Siamo tutti uguali, quindi sì, io se ho perso 100 e l'altro ha perso 50, in proporzione ci sarà una ridistribuzione dei rimborsi. Ma perché, scusi, lei riporta questo a un'ottica per esempio fallimentare? L'attivo è 100 milioni, lo dividiamo tra creditori in proporzione. No, perché non tutti, mi scusi, non tutti corrono alla stessa maniera. Allora io devo salvare anche quello che zoppica. Sì, ma quello che zoppica io lo salvo come? Come? Mantenendo l'impegno assunto da tutti i partiti, prima, durante e dopo la campagna elettorale, che questa legge andrà finanziata secondo i fabbisogni. Perché, cosa vuol dire fabbisogni? Perché quando venne fissato questi 100 milioni eravamo alla fine di una legislatura dove non c'erano, virgolette, a noi era importato portare a casa il principio che vanno risarciti anche i risparmiatori che hanno acquistato azioni. Questo è il principio importante di questa legge. Sì, ma non riesco a capire una cosa, cioè mi devo già mettere in moto se avanzo soldi, così quando verrà attuata questa io suggerisco, mi devo mettere in moto per andare a chiedere a tutti i partiti, dal 5 Stelle al PD, di mantenere l'impegno di... Il fondo, parliamo di fondo, sì, lasciamo stare i partiti, se no facciamo grande sì, confusione. Prego. Scusi. Il fondo sarà equamente ridistribuito in proporzione? Il fondo con il principio allora io ritengo che questo provvedimento fatto in questa maniera, non che il fondo sia sbagliato, ma questo creerà delle diseguaglianze. Sì, ma io sto dicendo... Mi spiega perché no? Sto dicendo, siccome a monte, infatti c'è un piccolo paragrafo che è stato ottenuto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della presente comma. Cioè c'è l'impegno del Ministro di dire: sono arrivate 1 miliardo di domande, noi abbiamo solo 100 milioni, c'è bisogno di 900 milioni. Ecco perché io devo tenere il cronologico, perché se io tolgo il cronologico mi dirà il Ministro ci sono 100 milioni, sono arrivate una domanda per 1 miliardo, siccome ci sono solo 100 milioni mi ha dato il 10% da tutti. Ho contato lei il principio della ripartizione, ho contattato lei per superare chi corre piano, o mi ha fregato tutti, mentre io sono... No, non capisco questo se io tolgo il principio del cronologico,
Io metto chi va piano e chi va veloce sullo stesso piano e ripartisco. Sì. Ma se ripartisco 100 milioni, ho finito la partita. Cosa vuol dire? I 100 milioni stanziati, cioè, se io adesso ho stanziati per il fondo... Lei può continuare nei prossimi anni a stanziare altri soldi che hanno la fonte, che è quella dei giacimenti dormienti all'interno delle banche e delle assicurazioni. Quindi inizialmente tutti quanti in proporzione riceveranno una quota al 10, 5, 7%, il prossimo giro prenderanno altri 3, 7, 8, 10%. Allora la cosa diventa perché se no vengono penalizzati i risparmiatori che non sono preparati in questo senso, hanno avuto fiducia della banca perché non capivano effettivamente la situazione della banca, però alla fine resteranno fuori. A me che si vada avanti per riparti, per riparti proporzionali è una variante che va bene. Ecco, la braccia la porta avanti. Le dico solo, trasformiamo in termini operativi. Noi abbiamo stanziato 100 milioni, hanno stanziato in 4 anni. Io preferisco andare a chiedere intanto l'implementazione sulle domande che arrivano quando il ministro va alla relazione e dice mi servono ancora 500 milioni e se li faccia dare e li servo uno per uno. Quella della ripartizione rischia di partire con il 2%, il 3%, il 5%, quindi insignificante, poi e tra l'altro, a mio avviso, entra nell'ottica di adempimenti progressivi nel tempo. A mio avviso, con l'impegno del Ministro che chiede i soldi e c'è l'impegno di darli e te la fonte dove attingere senza pesare sulle tasche delle tasse, la cosa mi pareva, però voglio dire, la sua non mi dispiace. Ma, io sto dalla parte del più debole. Sì, ma guarda che lei qui quelli che non sono preparati, la signora Maria che ha 80 anni o 95 sicuramente non è così svelta andare da un avvocato, anche perché prende paura e dice no, ma non deve andare all'avvocato, ma la cosa meravigliosa di questa vicenda è che non deve andare all'avvocato, deve semplicemente stirare giù un modulo e questo da dove? Cioè, no, ma lì lo facciamo noi senza essere avvocati, noi lo fanno tutte le associazioni, cioè su questo, su tirare giù il modulo e compilarlo e mandarlo, la questione non è un processo, non ci sono le parcelle, non ci sono i tempi lunghi, non ci sono i testimoni, quindi la questione... Quindi questa signora, la classica signora Maria, dovrà chiamare lei e... chiamare me o chi lei e dire voglio i soldi indietro. Io voglio fare una domanda al fondo, noi la annotiamo al fondo, quando arriva al fondo sarà la 12ª centesima, l'11.000 eccetera, o la centesima, 99 hanno preso via i 25 milioni, lei è rimasta alla prima guardi, è un po' come se vuole fare un esempio, gli esodati hanno fatto in questa maniera, ne hanno fatto prima un'ondata, una seconda ondata, avessero seguito il suo criterio facevano esondati a rate, cioè voglio dire nella persona, cioè si accontentano facili domande che arrivano sapendo che tra l'altro sapendo come è obiettivo, che avendo cominciato a soddisfare questo, secondo un criterio e tra l'altro lubrificando anche, abbiamo chiesto, la Regione l'ha fatto l'altro giorno, di fare 2 uffici dell'istruttoria in Veneto, a Vicenza e a Treviso, in maniera tale che si velocizzi, perché il vero problema, come accennava lei, è la velocità. Io dopo, se avrò tempo, ma non lo leggo, sono arrivato oggi purtroppo invece il tempo scappa via veloce. Voglio dire, la cosa importante in tutta questa vicenda è che secondo noi dovremmo unire le forze, non per andare a dovremmo unire le forze per costringere o per indurre o per rendere importante il finanziamento di questo fondo, così il suo problema fondo che ricordiamo deve essere attivato, però servono i decreti attuativi. Il decreto attuativo è un mistero del suo intento. E questa è una cosa che noi il 10, grazie, noi il 10 andiamo a Roma, abbiamo ancora tutti i gruppi parlamentari, abbiamo chiesto udienza anche al governo, perché questo decreto che sarebbe partito
da Palazzo Chigi per andare al Consiglio di Stato per avere un parere è rimasto in sospeso nello stige della burocrazia. Quindi diciamo romana. che il 10 è Noi il 10 andiamo a capire è una giornata in cui... e l'11 abbiamo fatto un'assemblea di tutte le associazioni, mattina, proprio sempre a Mestre, dove daremo ragione delle risposte, perché la gente, lo ripeto, è importante, i 2/3 sono oltre i 65 anni. C'è gente, oggi è arrivata una commovente, continuate la battaglia, purtroppo non in nome di mia madre che ci ha lasciato ieri. Certo. Conte. Allora, le chiediamo cortesemente di mandarci i risultati di questo di Roma, certo. Di Roma, e ci tenga al corrente di questa assemblea che andrete a fare, perché noi settimanalmente insistiamo su come andrà a finire l'esito delle banche e i rimborsi messi a disposizione, se così sarà, dello Stato. Dobbiamo fermarci qua perché abbiamo anche altri... Bisogna fare con urgenza. No, stia comodo. Adesso parliamo velocemente dell'ospedale di Padova. Siamo tornati all'ospedale di Padova perché è un altro tormentone. Noi vogliamo insistere perché la politica non si sieda, non si ferma, si senta, diciamo, inseguita e tirata per la coda. Allora, l'ospedale di Padova è un tormentone che dura ormai da decenni e stiamo monitorando passo passo tutto quello che sta succedendo. Oggi abbiamo un'intervista. Certo, ma soprattutto abbiamo una buona notizia. Abbiamo come dire, l'alleluia che abbiamo annunciato. In questo segmento di trasmissione l'abbiamo diviso in due parti, quello che è il classico tormentone, quelle cose che non funzionano, ma ogni tanto il passetto in avanti ci dice che c'è l'alleluia. E allora lo festeggiamo con questa diamo breve spazio sigla. All'alleluia con questa sigla. Bene, allora, finalmente si diceva forse una data. Allora abbiamo parlato col sindaco di Padova, Sergio Giordani, e la data c'è. Ascoltiamolo. Sì, con le banche e i proprietari privati. Sono d'accordo, so che il giorno 20 è già definito che vengono in comune a fare la consegna del terreno sotto l'aspetto con il notaio, per cui io mi fido delle banche, mi fido degli investitori privati, anche perché qualora non temperassero a questo vorrebbe dire che non viene fatto l'ospedale, non viene fatto l'ospedale vuol dire che perdono il valore del terreno, non voglio neanche pensarci, primo. Secondo, mi fido delle persone, per cui mi hanno dato la loro parola, non vedo perché non devono farlo. Dopodiché andremo in consiglio e firmeremo l'accordo con la regione. Dopodiché il mio compito, o meglio il nostro compito, sarà terminato. Mi auguro, spero, io ho sempre fiducia di tutti, ho parlato perfino ieri, mi hanno garantito, sono abbastanza tranquillo, certo lo sono certo e sicuro quando c'è una firma. Chi può essere contrario all'ospedale? Ho letto che anche la minoranza vota a favore, d'altronde la parte di Padova Est è quella fatta da loro, esattamente, non è cambiato la virgola, quella di Padova Centro è quella fatta da noi, per cui voteranno sicuramente. Io mi fido di Luca Zaia, ho un buon rapporto, fosse stanco di aspettare. Dice giustamente sono 8 anni che aspetto, però ricordo che io sono da un anno qua e penso di aver fatto qualcosa un anno. Nei primi mesi entro Natale abbiamo fatto il primo accordo di programma, adesso ho detto prima delle vacanze facciamo la consegna del terreno, di tutto il terreno, nonostante l'accordo precedente che avevamo con l'amministrazione precedente fosse la consegna è in 2 fasi, non in una fase. Per fortuna, per capacità, per quello che è, abbiamo raggiunto l'accordo con i privati, per cui oltre i 380.000 metri che siamo in grado di consegnare già oggi, se vogliono, gli altri 120.000 che è la parte riguardante i privati sarà tutto assieme, per cui la regione avrà i 530.000 metri quadrati che desidera. Progettazione e la realizzazione dipende dalla regione, loro hanno detto che ci vogliono 3 anni di carte Padova Est, 3 anni di carte e 7 anni di lavori, e per quanto riguarda Padova Centro, via Giustiniani 5-6 anni. Mi attengo a quello che dicono loro, non ho competenze mediche né progettistiche.
Ecco, queste le parole del sindaco Giuliano. Speriamo che sia così. Intanto il primo passo è stato fatto, c'era molti, anche noi abbiamo posto dei dubbi e questi dubbi sono stati superati e adesso vediamo sul concreto, perché ci crediamo solo quando ci sarà la firma. Certo, allora un'ultima cosa invece, ancora un altro argomento, però la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, anche qui questa settimana sono stati presentati i dossier, adesso la parola passa al CONI, ma sentiamo Luca Zaia che cosa dice appunto di questa candidatura. Noi abbiamo presentato questa candidatura che è controcorrente, sembra quasi strano, presenta il lab degli sport invernali più grande in Europa e tra i più grandi al mondo. Abbiamo messo insieme Cortina, Bolzano e Trento e soprattutto presentiamo una Olimpiade che è low cost, 380 milioni di euro, avrà ricadute per miliardi di euro e voglio ricordare che poi vivrà dell'abbrivio delle Olimpiadi, nel senso che questo territorio continuerà poi a produrre grazie alle Olimpiadi. Guardi, ho avuto un riscontro che si ha con delle persone corrette che hanno la responsabilità poi di dover dare indicazioni e decidere. E io spero che questa decisione venga fatta valutando tecnicamente i dossier e considerando poi anche la forza che quel dossier scelto e quindi la candidatura prescelta possa avere a livello internazionale. Un nepalese piuttosto che un eschimese o un indiano quando digita Cortina con i motori di ricerca avrà proiettate subito le Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, e vede la neve, vede la montagna estiva e montagna invernale. Se digita Torino o Milano vedrà inevitabilmente due bellissime città, ma vedrà due città metropolitane. Io non conosco i dossier dei colleghi e spero che si valutino fino in fondo le caratteristiche di ogni dossier, si sappia che da noi ovviamente sono dossier, oltre ad essere low cost, per la prima volta dal 94 si avranno 7 discipline olimpiche nella città candidata, cosa mai accaduta, il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale e molto altro ancora. Abbiamo voluto mettere in rete la perla delle Dolomiti Cortina con Trento e Bolzano proprio per evitare di andare a creare cattedrali nel deserto o nuove infrastrutture, visto e considerato che dalle nostre parti in questo contesto le infrastrutture per gli sport invernali ce le abbiamo. Ci rassicura il fatto di sapere che ci sono 3 dossier. Fra l'altro non è mai stato sottolineato, ma sto giro abbiamo 3 candidati potenziali. Di solito ce n'è uno e qualcuno che tenta di portarsi a casa qualcos'altro come premio di consolazione. Questo giro tutti e 3 vogliono e penso che sia anche anima il dibattito, si fanno i dossier molto più belli perché sai che non è una passeggiata. Ecco, a me piace dirvi che io ci metto anima e corpo e c'ho dietro una ragione. Se la decisione è una decisione assolutamente chiara, leggibile da tutti, capendo anche i presupposti della decisione, è giusto che poi si faccia squadra. Però noi diamo per scontato di chiedere agli altri di far squadra. Mi rassicura il fatto che gli altri facciano squadra. C'è stato un refuso perché hanno dimenticato Asiago, ma insomma è chiaro che c'è anche Asiago in queste Olimpiadi qualora vengono assegnate a Cortina. Certo, bene, dobbiamo velocizzare perché il tempo scappa. Passiamo al prossimo argomento, quindi ringraziamo il Presidente Conte. Io ringrazio il tentativo di dire il messaggio che chi ascolta e anche voi che siete autorevoli, cioè fare in fretta. Che esca il decreto non va bene, in corso d'opera a dicembre c'è la nuova finanziaria, si fanno le integrazioni, si fanno la sua proposta, però partiamo, che la gente comincia a dire che fino adesso non è stata un'illusione, una cosa in giro. Grazie di essere stato con noi, un attimo solo. Telespettatori, un breve break pubblicitario, torniamo subito, però questa volta parliamo del decreto dignità. A tra poco.